Pace e bene, dal santuario di San Leopoldo a Padova trasmettiamo ora la Santa Messa e affidiamo all'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. E iniziamo con il canto Gloria a te, Cristo Gesù, che troviamo al numero 7. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Consapevoli che ogni buon regalo viene da Dio, fiduciosi iniziamo questa celebrazione che è il suo dono, chiedendo innanzitutto il suo aiuto e il suo perdono. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che siede alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che hai promesso di abitare in coloro che ti amano con cuore retto e sincero, donaci la grazia di diventare tua degna dimora. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Beato l'uomo che resiste alla tentazione, perché, dopo averla superata, riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Nessuno, quando è tentato, dica: sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato al male ed egli non tenta nessuno. Ciascuno piuttosto è tentato dalle proprie passioni, che lo attraggono e lo seducono. Poi le passioni concepiscono e generano il peccato, e il peccato, una volta commesso, produce la morte. Non ingannatevi, fratelli miei carissimi. Ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre, creatore della luce. Presso di Lui non c'è variazione né ombra di cambiamento. Per sua volontà Egli ci ha generati per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle sue creature. Parola di Dio. Beato l'uomo a cui insegni la tua legge, Signore. Beato l'uomo a cui insegni la tua legge, Signore. Beato l'uomo che tu castighi, Signore, e a cui insegni la tua legge per dargli riposo nei giorni di sventura. Beato l'uomo a cui insegni la tua legge, Signore.
Poiché il Signore non respinge il suo popolo e non abbandona la sua eredità, il giudizio ritornerà a essere giusto e lo seguiranno tutti i retti di cuore. Beato l'uomo a cui insegni la tua legge. Quando dicevo il mio piede vacilla, la tua fedeltà, Signore, mi ha sostenuto. Nel mio intimo, fra molte preoccupazioni, il tuo conforto mi ha allietato. Beato l'uomo a cui insegni la tua legge, Signore. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. In quel tempo i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un solo pane. Allora Gesù li ammoniva dicendo: fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ma quelli discutevano fra loro perché non avevano pane. Si accorse di questo e disse loro: perché discutete che non avete pane? Non capite ancora e non comprendete? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchie e non udite? E non vi ricordate quando ho spezzato i 5 pani per i 5.000? Quante ceste colme di pezzi avete portato via? Gli dissero: 12. E quando ho spezzato i 7 pani per i 4.000, quante sporte piene di pezzi avete portato via? Gli dissero: 7. E disse loro: non comprendete ancora? Parola del Signore. Giacomo ci ricorda che ogni buon dono viene da Dio e noi sappiamo bene che quando facciamo un regalo è per dire all'altro: tu sei per me un dono, tu sei per me un regalo. Ti faccio questo segno ma per dire quanto tu sei importante per me, e questo vale in maniera particolare proprio per il Signore. Ci fa un dono proprio per dire quanto noi siamo importanti e preziosi ai Suoi occhi, perché ci ha scelto, ci ha voluto, ci ama, e allora cerca di dimostrarlo facendoci appunto questi doni. Ma allora, insieme col Vangelo, dobbiamo anche noi prendere questa tirata d'orecchie. Non comprendete ancora? Il Signore che ci fa questi doni grandi, che ci dona la sua bontà, la sua misericordia, la sua provvidenza, e noi invece puntiamo l'occhio a ciò che manca. Ma se avessimo questo potremmo, se c'è questa potremmo fare diversamente, ma mi manca ancora qualcosina, ma quando sarò pronto farò, ma quando... Così come i discepoli che fino ad ora hanno visto concretamente il suo agire, il suo operare, la sua provvidenza, l'essere vicino all'uomo, dicono: ci manca il pane. Ancora non comprendete? Forse è vero che il nostro occhio è più abituato a vedere ciò che manca, ad accorgerci di ciò che manca, di ciò che in realtà abbiamo. Ecco che questa celebrazione, questa
fine del tempo ordinario che già ci prepara e ci proietta verso il dono della Quaresima, ci faccia comprendere quello che abbiamo, la ricchezza che il Signore ci dà, per poterla gustare appieno, per poterla vivere appieno, per poterne godere anche, perché questa è la volontà del Signore, di quelli che sono i Suoi doni, sono per noi, sono per la nostra gioia. E solo quando saremo anche noi capaci di essere felici e contenti di ciò che il Signore ci dona, diventiamo anche noi segno e testimonianza della bontà di Dio. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Questa offerta, o Signore, ci purifichi e ci rinnovi e ottenga a chi è fedele alla tua volontà la ricompensa eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo
santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Alba, Adamo, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito del Signore Gesù, che ci fa comprendere la bontà e la grandezza del suo dono, fiduciosi ci rivolgiamo a Dio dicendo insieme: Padre nostro, Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati
alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Sei tu, Signore, il pane. 148. Preghiamo. O Signore, che ci hai fatto gustare il pane del cielo, fa che desideriamo sempre questo cibo che dona la vera vita, per Cristo nostro Signore. O Dio, tu manifesti la tua onnipotenza soprattutto nella misericordia e nel perdono, e hai voluto che San Leopoldo ne fosse tuo fedele testimone. Per i suoi meriti, concedi a noi di celebrare nel sacramento della riconciliazione la grandezza del tuo amore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Madonna di Cestopova, 155.